Una manovra silenziosa, ma estremamente strategica. Sta prendendo forma nei retroscena del calcio europeo e riporta il Napoli al centro di un'equazione milionaria. Mentre molti hanno lo sguardo puntato solo sul mercato immediato, Aurelio De Laurentiis osserva con attenzione uno scenario che potrebbe garantire cifre impressionanti già nella prossima finestra estiva. Il nome al centro di questa storia è Victor Osimhen, un asset prezioso, ambito e capace di muovere i giganti del calcio continentale. Il presidente partenopeo sa perfettamente cosa c'è in gioco e segue ogni passo con fredda lucidità, perché qualsiasi decisione che coinvolga Osimhen può incidere direttamente sul futuro finanziario e sportivo del club. Attualmente impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa, Osimhen sta vivendo un altro momento di assoluto protagonismo. Con gol decisivi ha trascinato la sua nazionale fino alle semifinali del torneo, dove affronterà il Marocco in una sfida che molti considerano già una finale anticipata. Dall'altra parte del tabellone, Senegal ed Egitto si contendono l'altro posto. Ogni prestazione di Osimhen ne accresce ulteriormente il valore di mercato, rafforzando la percezione di un attaccante d'élite, pronto a decidere le grandi partite e a farsi carico di progetti ambiziosi. Vale la pena ricordare che l'uscita di Osimhen dal Napoli è avvenuta il 4 settembre 2024. In un contesto ben preciso. Il club aveva già chiuso per l'arrivo di Romelu Lukaku e l'attaccante nigeriano aveva manifestato chiaramente la volontà di cercare una nuova sfida. La destinazione è stata il Galatasaray, dove Osimhen ha semplicemente confermato il livello che lo aveva consacrato in Italia. Nell'ultima stagione ha segnato 26 gol in 30 partite. Numeri che hanno contribuito alla conquista del campionato turco e della Coppa di Turchia da parte del club di Istanbul, che poteva contare anche su Dries Mertens, competizione nella quale Osimhen ha realizzato 5 gol in appena 4 gare. Per concretizzare l'operazione, il Galatasaray ha messo sul tavolo un'offerta solida. 75 milioni di euro più 2 milioni di bonus, oltre a una clausola strategica che prevede il 10% sulla futura rivendita. De Laurentiis, pur preferendo trattenere il giocatore, ha compreso il momento e ha accettato la trattativa, assicurando al Napoli una plusvalenza immediata significativa. Ora, con Osimhen di nuovo in grande ascesa e al centro dell'interesse internazionale, il presidente segue con attenzione gli sviluppi, consapevole che quella clausola può fruttare altri milioni alle casse azzurre senza muovere una pedina. Il quadro attuale è chiaro: Victor Osimhen vale almeno 80 milioni di euro sul mercato. Ciò significa che, in caso di cessione in estate, il Napoli avrebbe diritto a circa 8 milioni di euro solo grazie alla percentuale concordata. Non a caso, i pretendenti iniziano a muoversi. La Juventus monitora la situazione, ma si scontra con un ostacolo pesante. Una penale da 30 milioni di euro nel caso in cui Osimhen venga venduto a un club italiano entro il 2027. Fuori dall'Italia, il Paris Saint-Germain resta un ammiratore di lungo corso del nigeriano, mentre in Inghilterra il Manchester United è tra i club più attenti all'opportunità. L'estate si preannuncia calda ed estremamente redditizia. Alla luce di tutto questo, il Napoli osserva, calcola e attende. Ogni gol di Osimhen, ogni vetrina internazionale, ogni voce di mercato avvicina De Laurentiis a un nuovo incasso milionario. Ora voglio conoscere la tua opinione, tifoso del Napoli. Pensi che il club abbia fatto la scelta migliore vendendolo in quel momento? In quale club dovrebbe andare Osimhen in estate? Scrivilo nei commenti e partecipa al dibattito. E se vuoi sostenere il canale per continuare a portare retroscena esclusivi, analisi approfondite e notizie calde di mercato, considera di lasciare un super thanks. È un supporto fondamentale per il nostro lavoro.